I bambini e la guerra, come parlarne a scuola? Seguiamo Carlotta Manno. Noi abbiamo parlato di guerra nel momento in cui proprio un bambino è venuto da noi in classe e ci ha detto: maestra, è vero che è scoppiata la guerra? Noi abbiamo il dovere etico, deontologico di rispondere. Che ci dice questa luna? Ci dice? Far comprendere ai più piccoli il dramma della guerra è il compito più difficile per gli insegnanti. Questa guerra è molto brutta e ci sono delle perdite. Purtroppo ci stanno rimettendo molte persone. Purtroppo si perdono alcune vite. In soccorso arriva la luna, non una qualunque, la luna di Kiev di Gianni Rodari. Chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma. Chissà se è la stessa o soltanto sua sorella. Ma son sempre quella. La luna protesta. Non sono mica un berretto da notte sulla tua testa. Non aveva scelto la luna a caso. Non aveva scelto una luna a caso. Questa luna materna che ci abbraccia, che ci accoglie, che ci illumina, proprio per far sì che i bambini si sentano anche un po' protetti da questa luce. La luna di Kiev. Soltanto sua sorella. Ma sono sempre sulla tua testa. E sui social spopolano i video delle scuole che stanno parlando di questa guerra attraverso Rodari. Diceva, è diventata virale un po' come un passaparola. Come un passaparola, sì, è stato un trenino. I miei raggi viaggiano senza passaporto.